Winterreise era un capolavoro di Schubert che mi è entrato nella testa tempo fa, una decina di anni fa. Sognavo di trarre un balletto, ma non trovavo l'occasione di farlo. Quando sono venuto a visitare il balletto su richiesta di Federico Olivieri, ho assistito a una rappresentazione di inizio anno di questo balletto realizzata con una piccola orchestra, una piccola formazione, come per era l'abitudine di fare all'inizio di ogni anno con un violoncello oppure un pianoforte e via di seguito. E in quell'occasione mi sono detto ecco l'occasione ideale per il progetto che sognavo di realizzare. E anche perché ritengo che Schubert, come lei sa, fosse un grande compositore, ha composto delle opere liriche, ha composto delle opere per orchestra da camera e via di seguito. Dunque conosce tutto quello che serve per comporre delle opere per pianoforte, per voce, per grande orchestra. Sa comporre opere di questo tipo eppure non l'ha fatto.